Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Misilmeri piange Sara Campanella, centinaia di persone alla Camera Ardente per la studentessa uccisa a coltellate, oggi funerali. Secondo l'autopsia sono 5 i colpi inferti alla ragazza, 3 quelli mortali. In carcere il suo assassino rifiuta il cibo e minaccia il suicidio. Arriva Pasqua e torna il caro voli. Prezzi dei biglietti alle stelle per chi vuole tornare in Sicilia. I biglietti della Sicilia Express sold out in un'ora. Si avvicina la bella stagione, ma le spiagge pubbliche a Catania sono in abbandono. Non ci sarà il solarium di Piazza Europa, scatta il divieto di balneazione. Dopo i danni causati dal terremoto di 7 anni fa, riapre la chiesa madre di Santa Venerina nel Catanese. Calcio, il Palermo vince 5-3 contro il Sassuolo e conquista 3 punti d'oro, tripletta per Poyampalo. Serie C cade ancora in casa il Catania. L'Avellino passa per 2-1 e mantiene il primo posto solitario. Ai rossazzurri non basta il vantaggio iniziale. Bentrovati in apertura, andiamo a Misilmeri dove un intero paese si è stretto attorno alla famiglia di Sara Campanella, uccisa a coltellate da un suo collega di università. Oggi ci saranno i funerali, mentre ieri per tutto il giorno è stato un via vai per rendere omaggio alla Camera Ardente a Sara. Sentiamo Marco Gullà. Lei ha lavorato con noi nella mia scuola. Abbiamo una bella amicizia con la maestra Cetti e conosceva anche Sara, il marito, tutta la famiglia. La bara bianca di Sara Campanella ha varcato il sagrato della Chiesa delle Anime Sante a Misilmeri tra le lacrime e un lungo, commosso applauso. Una piazza gremita ha accolto in silenzio e poi in un unico gesto corale il feretro della giovane universitaria uccisa lunedì scorso a Messina dal collega Stefano Argentino. Adesso i giorni del silenzio. Io mi auguro che tutta questa partecipazione e clamore continui anche nella fase processuale, perché ovviamente non si chiede la vendetta, ma la giustizia sì per Sara. L'auto con il feretro ha attraversato via Nazionale fino a Piazza Comitato, cuore del paese, dove centinaia di persone si sono riunite fin dalle prime ore del mattino. Io non la conoscevo Sara, però al posto di Sara potevo esserci io. Sara è ognuno di noi, Sara rappresenta tutti e io vivo fuori, so cosa significa farcela da soli e credere di potercela fare da soli, ma a volte bisogna chiedere aiuto. Sara pensava di poter gestire questa situazione e bisogna credere di poterlo fare, questa vita deve darcela questa possibilità. E intanto il suo assassino Stefano Argentino è in carcere, rifiuta il cibo, minaccia il suicidio, l'inchiesta va avanti e dall'autopsia emerge che l'ha colpita con ben 5 coltellate e 3 di queste sono state mortali. Sentiamo Francesco Triolo. Sono arrivati i primi risultati dell'autopsia sul corpo di Sara Campanella eseguita venerdì all'obitorio del Policlinico di Messina dal medico legale Elvira Ventura Spagnolo. Tra i colpi più rilevanti dei 5 inferti alla ragazza con una lama, quello mortale alla gola. Si attendono adesso i rilievi sul coltellino trovato dai carabinieri nei pressi del luogo dell'aggressione, rinvenuto a circa 150 metri dal luogo in cui Sara è stata aggredita. Da verificare se si tratti del coltello con il quale Stefano Argentino, il 27enne di nota accusato della morte di Sara adesso in carcere, ha colpito la ragazza. Stefano Argentino intanto, racconta l'avvocato Stefano Andolina, che insieme alla collega Rossella Campisi assiste il giovane, è in condizioni psicologiche critiche, da giorni rifiuta cibo e acqua e manifesta l'intenzione di togliersi la vita. È profondamente scosso, non parla quasi mai, è chiuso in se stesso e ribadisce la volontà di farla finita. La polizia penitenziaria ha chiesto ai suoi legali di convincerlo a nutrirsi. 2 gli incidenti stradali ieri, è morto in ospedale il motociclista coinvolto nell'incidente sull'autostrada Palermo-Mazzara del Vallo. La vittima si chiama Giovan Battista Ventimiglia, 34 anni, e lavorava a Fincantieri a Palermo. E ancora una gazzella dei carabinieri si è ribaltata sulla statale Catania-Caltagirone, probabilmente dopo aver preso un cordolo. 2 carabinieri sono rimasti feriti, uno di loro è in gravi condizioni, è stato trasferito e si trova tuttora in un ospedale di Catania.
Fuggono all'alta della polizia e appena fermati aggrediscono gli agenti mandandone 2 in ospedale. È successo allo Zen di Palermo. Manlio Viola. 2 poliziotti feriti e 2 giovanissimi arrestati dopo una fuga al posto di blocco e un inseguimento. È successo ieri sera in via San Lorenzo a Palermo, esattamente al confine fra il quartiere residenziale Strasburgo e le vie di accesso al popolare quartiere dello Zen. Ma i 2 arrestati, entrambi diciottenni, sono uno del quartiere CEP, l'altro di Bocca di Falco. I 2 ragazzi non si sono fermati all'alta, ne è scaturito un inseguimento e quando sono stati raggiunti hanno aggredito gli agenti ferendoli. Il poliziotto ferito in maniera più seria ha riportato una frattura al setto nasale con una prognosi di 21 giorni, il secondo agente è stato medicato per ferite più superficiali guaribili in pochi giorni. Ai 2 giovani vengono adesso contestati i reati di lesioni e resistenza pubblico ufficiale. Il conducente del mezzo era senza patente, alla guida di un'auto sotto sequestro e priva di assicurazione. Nell'abitacolo è stata trovata anche una modica quantità di droga. L'episodio viene considerato come un evento isolato e probabilmente non collegato con la faida in corso allo Zen per il controllo delle scommesse e della droga. E a Palermo i carabinieri hanno sequestrato nei cunicoli sotterranei di edifici dello Zen 2 oltre 200 dosi di droga tra cocaina, hashish e marijuana pronte per la vendita al dettaglio. Durante i controlli i militari hanno trovato anche sopra la tettoia di un box 27 proiettili calibro 38 e un paio di manette. Tutto il materiale è stato sequestrato. Arriva Pasqua e torna il caro voli e anche questa volta il Sicilia Express è stato sold out in un'ora. Manlio Viola. Non solo caro voli. A Pasqua tornare in Sicilia per chi vive nel nord Italia sarà un salasso, anche se decide di usare mezzi meno veloci e comodi come treni e bus. Lo denuncia il report di Asso Utenti, che ha preso in esame un viaggio dal venerdì santo al martedì seguente, Pasqua, quindi dal 18 al 22 aprile, in base alle possibilità di ferie della maggior parte dei lavoratori italiani. L'aereo resta il mezzo più caro, con una punta di 518 euro a persona per volare da Linate a Catania andata e ritorno. Non va molto meglio se la destinazione è Palermo, con un costo di 499 euro. Costa un po' meno partire da altri aeroporti come Genova o Torino, ma il biglietto supera comunque le 400 euro. Guardando ai treni, il costo medio del biglietto nel periodo di Pasqua è del doppio rispetto al resto dell'anno a causa del riempimento dei posti a costo minore. Chi prenota oggi è costretto a scegliere prima classe o tariffe comunque più elevate. Molto più contenuti i costi dei pullman, ma con un incremento di circa il 30% sulle corse aggiuntive speciali, le uniche prenotabili ormai. È attivo comunque lo sconto regionale, i siciliani possono chiedere un rimborso del 25% del prezzo del biglietto aereo, ma questa misura durante le feste appare come un pannicello caldo. Le istituzioni sembrano aver gettato la spugna dopo aver provato un po' di tutto. Ultima dimostrazione il successo della nuova edizione del Sicilia Express, il treno speciale da Torino a Palermo organizzato da FS Treni Turistici e Regione Siciliana, 560 biglietti venduti tutti in un'ora. E lunedì 7 si replica con un secondo convoglio misto. Chi riuscirà a prendere quel biglietto però farà metà percorso in treno, l'altra metà in nave. E si avvicina al contempo la bella stagione, ma le spiagge pubbliche a Catania sono ancora in abbandono. Per un divieto di balneazione salterà quest'estate il solarium di Piazza Europa. Tonino De Mane. Splende il sole su San Giovanni di Cuti, ma la bellezza del salotto buono di Catania è offuscata. La prima domenica di aprile regala suggestioni e delusioni per chi ha deciso di trascorrerla nel caratteristico borgo, deturpato però da cataste di legname scaraventate sul litorale dalle mareggiate dei mesi scorsi. A distanza di tanto tempo la legna e quel che resta delle piattaforme dei 2 lidi privati è ancora in bella mostra e rappresenta un pericolo per gli amanti della tintarella e per i bambini che giocano tra i chiodi arrugginiti nella spiaggetta nera. La catasta di legname che vedete è stata raccolta da un privato, ma nessuno si è occupato e poi preoccupato di rimuoverla. Credo che sia una situazione che non debba più continuare così. Io invito l'amministrazione ad intervenire immediatamente. Nonostante le segnalazioni al comune, il litorale sotto Piazza Nettuno rimane una distesa di legname e tubolari in ferro. È rimasto tutto immutato, come si può vedere dalle immagini. Io confido nella capacità del sindaco di riuscire a mantenere l'impegno che ha assunto pubblicamente. Intanto si apprende che il solarium di Piazza Europa non si farà per colpa di un divieto di balneazione. Ne prende atto con un po' di stizza questo cittadino. Ci sarà divieto di balneazione. Anche. Così anche.
E allora dove ce ne dobbiamo andare? Al comune in Piazza Duomo a fare il bagno? Ci saranno le spiagge libere della playa, fruibili dalla metà di maggio, il solarium del nautico e la passerella per l'entrata in acqua in sicurezza dei disabili a San Giovanni di Cuti, dove però campeggia un divieto di balneazione in diverse lingue. Da qui l'ennesimo paradosso tipicamente catanese. Si è aperto a Verona il Vinitaly, il più importante salone internazionale dedicato al vino, oltre 100 le aziende siciliane presenti. Schifani promette impegno per fronteggiare i dazi, ma sentiamolo. Siamo qui anche per testimoniare una vicinanza e un impegno da parte del governo regionale al settore vitivinicolo e all'imparto agroalimentare che potrebbe essere il più colpito nel caso in cui i dazi del presidente Trump dovessero rallentare la nostra esportazione. Siamo qui per incoraggiare i nostri produttori, per dire che siamo con loro, non ci tireremo indietro, già stiamo studiando delle misure finanziarie che aiutino la commercializzazione del nostro prodotto fuori dagli Stati Uniti attraverso fiere, appuntamenti che finanzierà la stessa regione. Dopo un processo lungo 10 anni è arrivata la prescrizione per il deputato di Forza Italia Giuseppe Castiglioni, all'epoca era il soggetto attuatore del CARA di Mineo, il centro di accoglienza dei migranti più grande d'Europa. Orazio Longo. Felice ma amareggiato, Giuseppe Castiglione, già ex presidente della provincia di Catania, attualmente deputato a Roma, racconta così la lunga storia giudiziaria che si è conclusa con la prescrizione per i fatti relativi alla gestione del CARA di Mineo, il centro di accoglienza migranti più grande d'Europa, poi chiuso da Salvini nel 2019. Ad interessare gli inquirenti era stata la gara d'appalto per quasi 100 milioni di euro relativa alla gestione dei servizi fra il 2011 e il 2014, ma non solo turbativa d'asta, anche corruzione elettorale tra i reati ipotizzati nelle contestazioni al parlamentare che nel 2017 chiese il giudizio immediato al fine di poter chiudere il capitolo giudiziario nel minor tempo possibile. Avevo chiesto il giudizio immediato, significa avere un processo che potesse accertare la verità. Tutto questo non è stato possibile, sono passati 11 anni, oggi la sentenza di prescrizione, io però impugnerò questa sentenza di prescrizione perché voglio che venga fatta piena luce sul mio operato, sulla mia condotta, sulla mia trasparenza nell'agire politico e soprattutto nella gestione del CARA di Mineo. Nel 2023 era arrivata la prescrizione per il filone d'inchiesta sulla turbativa d'asta, ora è arrivata anche per la corruzione finalizzata al reperimento dei voti. La sentenza è stata emessa dalla terza sezione penale del Tribunale di Catania. Adesso una breve pausa, poi parleremo del ballo del Gattopardo, ma rivedremo anche la chiesa madre di Santa Venerina che è stata ricostruita ed è tornata fruibile a disposizione dei fedeli dopo il sisma che l'aveva distrutta. A tra poco. Abiti d'epoca e valzer al Teatro Massimo Bellini di Catania, di scena il Gran Ballo del Gattopardo. Vediamo con Simona Mazzone. La magia del Gattopardo abbraccia il Teatro Massimo Bellini di Catania sulle note più suggestive e affascinanti dei valzer o della mazurka. Torna la Compagnia Nazionale di Danza Storica diretta da Nino Graziano Luca con la 26esima edizione del Gran Ballo del Gattopardo. Oltre 100 danzatori in costume dell'Ottocento provenienti da tutta Italia e qualcuno anche dall'estero hanno danzato con passione e maestria. Grande insegnamento per il presente e il futuro a tutte le generazioni, a tutti i nostri giovanissimi che imparino anche la cultura del ballo e del condividere con la propria fidanzata delle emozioni particolari nel segno dell'amore, del rispetto e del volersi bene a 360 gradi. Nel corso dell'evento consegnati i premi cultura indetti dalla Compagnia Nazionale di Danza Storica e momenti dedicati all'arte. I danzatori dal foyer si sono spostati in piazza, dove hanno coinvolto il pubblico presente. Sono arrivate quasi 500 richieste di partecipazione e a me faceva piacere dire grazie a tutti loro, dedicando questo momento inatteso in piazza in cui, come hai visto, oltre a ballar noi abbiamo anche coinvolto il pubblico. Grazie Catania, grazie Sicilia.
Cambiamo argomento. Dopo i danni causati dal terremoto di 7 anni fa, riapre la chiesa madre di Santa Venerina nel Catanese. Vediamo con Orazio Longo. Due date, il 26 dicembre 2018 e il 5 aprile 2025, lo sconforto e la gioia ritrovata. Era il giorno di Santo Stefano di 7 anni fa, quando la chiesa madre di Santa Venerina nel Catanese veniva pesantemente danneggiata dal terremoto. Ma subito la decisione di riportarla al suo splendore. Più di 1 milione di euro e 7 anni di lavori ci sono voluti per realizzare l'intervento di restauro e di consolidamento che ne ha consentito il miglioramento sismico e il completamento del campanile. Adesso l'inaugurazione con una celebrazione eucaristica celebrata dal vescovo Monsignor Antonino Raspanti, a cui è stato donato un pastorale realizzato con il legno dei barconi naufragati in Sicilia. Un vero ringraziamento, se penso soltanto che quella mattina del 26, 27, 28 dicembre mi arrivavano continuamente le notizie per cui 42 chiese della diocesi erano chiuse e danneggiate e chiuse. Oggi non celebriamo solo la riapertura di un edificio, ma la rinascita di un punto di riferimento per ciascuno di noi, ha detto il sindaco Santo Raciti. Sono stati 6 anni e mezzo, 6 anni e qualcosa, che ci hanno visti peregrini, parlo da parrocchiano di Santa Venera, ma ci hanno anche fatto sperimentare la bellezza dell'accoglienza. La pratica della ricostruzione è stata seguita dall'Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi, grazie al Fondo Statale per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma. Bene, adesso un'altra pausa, poi l'ampia pagina dedicata al calcio, vedremo com'è andata la domenica per le squadre siciliane. A tra poco. Eccoci allo sport, siamo al calcio, partita pirotecnica al Barbera, il Palermo ha vinto 5-3 contro il Sassuolo e conquista 3 punti d'oro, tripletta per Poyampalo. Marco Gullà. Una partita infinita, ricca di emozioni e di gol. Il Palermo vince e convince al Barbera, 5-3 al Sassuolo e 3 punti che permettono ai rosanero di rinsaldare la zona playoff e adesso intravedere anche il 6° posto, distante appena 2 punti. Prima del fischio d'inizio, applausi e commozione per Sara Campanella. Si inizia, il Palermo è in forma e dopo alcuni minuti di equilibrio stappa la partita. Poi Ampalo al 19° stacco imperioso di testa su calcio d'angolo battuto da Blen e palla in rete, è 1-0. Il Sassuolo, ormai ad un passo dalla Serie A, non sprinta e allora è il Palermo a fare la partita. Al 25° arriva il 2-0, cross basso di Segre sul quale si avventa Poyampalo che però viene anticipato da Tojan che manda involontariamente la palla nella sua porta. Il Barbera prova, il Palermo gioca bene, i neroverdi subiscono la pressione dei siciliani che al tramonto del primo tempo fanno tris, gol da attaccante puro del solito Poyampalo che da terra sugli sviluppi di un corner riesce a insaccare dopo un paio di ribattute. È 3-0, è tutto vero. Ripresa, Grosso prova a caricare i suoi, ma è sempre la squadra di Dionisi a tenere in mano il filo del match. Arriva anche il 4-0, Poyampalo in qualche modo fa assist per Segre che mira all'angolino, è poker. Si fa intanto male Ceccaroni e il Sassuolo nel giro di qualche secondo rientra in partita, sinistro fortissimo di Pierini e palla in rete. Poi dopo 30 secondi è Moro con questo tiro chirurgico a mettere i brividi ai 23.000 del Barbera. Ma questa volta il Palermo regge e segna anche il 5° gol. Indovinate con chi? Sempre lui, Joel Poyampalo, prima tripletta rosanero, colpo di testa micidiale. C'è spazio anche per il bel gol di Obiang, ma finisce così 5-3. Il Palermo festeggia la seconda vittoria consecutiva e guarda adesso con fiducia al rush finale del campionato. Adesso il Catania cade ancora in casa. Il Catania, l'Avellino passa per 2-1 e mantiene il primo posto solitario e ai rossazzurri non basta il vantaggio iniziale. Marco Carli. La differenza nel calcio la fanno spesso gli attaccanti, la conferma arriva dal Massimino, l'Avellino concretizza al meglio con Patierno le uniche occasioni avute, il Catania si fa preferire nel gioco soprattutto nel primo tempo ma segna una sola volta e la capolista si impone 2-1, Toscano che ritrova Di Gennaro dopo la squalifica, sceglie De Paolo in attacco e De Rossi a centrocampo, conferma Percelli in difesa, Quaini va in panchina dove siedono anche Inglese e Dalmonte di ritorno dai rispettivi infortuni. Il Catania parte meglio e Lunetta è subito ispirato, è lui il più pericoloso ed è lui allo
l'8º a portare in vantaggio gli etnei, filtrante di De Rose, un rimpallo favorisce Lunetta sulla prima conclusione, bravo Iannarilli che però non può nulla sul secondo tentativo del numero 23 che realizza la sua sesta rete in campionato, la terza nelle ultime 4. Avvio veemente dei rossazzurri, l'Avellino incassa il colpo ma può contare sulla qualità dei suoi attaccanti e pareggia subito. Bravo Sounas a servire al meglio Patierno che lascia partire un gran tiro dal limite, Dini non può nulla, conclusione perfetta che interrompe l'imbattibilità del portiere etneo, capace di mantenere inviolata la propria porta nelle ultime 3 partite, ma la conclusione di Patierno era imparabile. La partita, dopo un avvio scoppiettante, regala meno emozioni alla fase centrale del tempo, ma è sempre il Catania ad essere più intraprendente. Fra i protagonisti di un match il cui arbitraggio è quantomeno rivedibile c'è anche Raimo che nel finale del primo tempo fa partire un gran tiro di sinistro su cui Iannarilli manda in calcio d'angolo, poi ci prova Di Tacchio su assist di Anastasio, questa volta il pallone va fuori, si va a riposo sull'1-1 con gli etnei che giocano meglio della capolista ed escono fra gli applausi. Nel secondo tempo non succede molto fino al 60° quando l'Avellino trova il vantaggio, grande azione sulla destra di Cancellotti, palla per Patierno che dal limite manda nell'angolino sorprendendo Dini. Il Catania va sotto e Toscano decide di fare entrare Inglese che torna in campo dopo un mese e mezzo al posto di De Paoli. Poco dopo il turno di Stoppa che prende il posto di Anastasio e nel finale ci prova con una punizione fuori di poco. L'Avellino chiude tutti gli spazi, porta a casa quello che sperava, il Catania chiude la serie utile, non esce ridimensionato, ma sa che per fare bene nei playoff deve contare sul totale recupero di Inglese, serve una punta che garantisca quello che al Massimino ha fatto Patierno. E adesso sentiamo mister Toscano, le sue riflessioni subito dopo la partita di ieri. Vediamo. Dobbiamo crescere. Avrei preferito una prestazione magari meno bella ma più di esperienza, come ho visto l'Avellino, che ha spezzato la partita il secondo tempo facendo giocare forse 10-12 minuti, sfruttando le uniche occasioni che ci ha avuto. Noi dobbiamo crescere su questo aspetto perché il livello ai playoff sarà questo, dobbiamo essere più esperti, più cinici, più sporchi a volte. Non posso dire niente alla squadra per la prestazione, però c'è qualcosa che se perdi queste partite devi fare di più. Sconfitta 2-1 per il Messina a Potenza contro il Sorrento, i giallorossi fermi a quota 19 punti in classifica. Sergio Colosi. A Potenza contro il Sorrento, brusca frenata alle speranze di salvezza del Messina, battuto 2-1 e più distante dal play-out. Campani aggressivi all'inizio, ma le occasioni sono giallorosse con Pedicillo e Garofalo. L'equilibrio rischia di interrompersi al minuto 32 con il legno colpito da Guadagni. Il Messina passa da un episodio fortunato ad un opposto. È il nono della ripresa quando l'ex Rossetti carica il destro deviato da Gelli con Krapicas spiazzato. La squadra di Banchieri sbanda e soffre. Blondet colpisce il secondo legno di giornata e Gelli salva sulla linea. Episodio che scuote il Messina, comincia un'altra partita. Gol annullato a Luciani, ma l'attaccante dal piede caldo fa centro dagli 11 metri al minuto 25 sull'intuizione di Dell'Aquila che si mette tra palla e avversario. Il Messina vuole vincere, il Sorrento non perdere. Inutile la rete di Garofalo, l'assistente segnala il fuorigioco. Rosso diretto a Cucurullo, Campani in 10. Peloritani all'assalto, ma inizia la terza partita, quella della disperazione giallorossa, perché ad un minuto dal 90° Di Somma batte Krapicas. Il Sorrento vince dopo oltre 2 mesi, 1 febbraio 2-1 al Crotone e festeggia la salvezza sempre più lontana per il Messina. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.